Dagli insulti razzisti alla cittadinanza onoraria, dedico questa giornata al milione di italiani ancora senza cittadinanza, parole con cui Andy Nganso, il medico 35enne di origine africana residente a Caorle e prestante servizio al pronto soccorso di Lignano Sabbiadoro, dopo 16 anni ha ricevuto l'attestato dalle mani del sindaco Marco Sarto. Riconoscimento giunto anche come forma di scuse e solidarietà dopo essere stato bersaglio di insulti razzisti lo scorso agosto, quando un paziente, un italiano di 59 anni, si era rifiutato di farsi curare da lui per via del colore della sua pelle, protestando al punto da rendere necessario l'intervento di una gazzella dei carabinieri. Il medico, molto stimato e noto tra la comunità, specie dopo questa vicenda, ha accolto con grande gioia la Costituzione, commentando che l'Italia è il nido dal quale ha deciso di far fiorire nel mondo la sua energia e che d'ora in poi potrà farlo con maggiore serenità.